C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, ambientato in terra romagnola a Rimini. Tra pochissimo adesso ci concediamo una bella escursione intorno a Monte Isola. Da Brescia, per raggiungere Montisola, uno dei borghi più belli d'Italia, si prende il treno per Edolo e si scende a Sulzano. Da qui il comodo battello fino a Peschiera Maraglio. Il giro dell'isola è di 9 km, si sviluppa in senso orario con un leggero dislivello. Grazie alla comoda strada si raggiunge la località di Sensole, da cui si può ammirare la Rocca Martinengo, poi si sale verso Menzino e si continua a Siviano. Da questa parte si ammira la costa bergamasca del Sevino e in lontananza le sue cime. Nel tratto tra Menzino e Carzano, località famosa per la festa di Santa Croce, si apre il panorama sul medio-alto Sebino con il Guglielmo e la Corna a 30 passi. Si raggiunge nuovamente Peschiera Maraglio e da qui con battello Sulzano. Chissà se anche voi avete mai sentito questo modo di dire: Valpiotan nasen che te porto, che in caal che te streco. Noi l'abbiamo chiesto agli amici di Rimini. Happy birthday to Sara. No, che è Paola, venga qui Paola, che facciamo una bella sorpresona. Ci hanno parlato di lei qui a Rimini, Benissimo, per quale motivo? No, non benissimo, non ci hanno parlato benissimo di loro. Mi fa piacere. Bene. Stiamo scherzando, auguri per i tuoi 18 anni. Sì, più 44, no, 44. Ah, l'hai mai festeggiato un compleanno così? No. In televisione? Qua con le amiche in televisione, benissimo. Fa piacere. Quando una buca lo schermo? Sì. Cioè, se mi avvisavate. Perché? Sì, allora, quindi cosa? Valpiotan, Valpiotan. dialetto bresciano. Ah, nasen che te porta. Che te porta? Ah, che nel cal Che è in cal? che te streca. Dai. Con alle spalle la casa del chirurgo con i suoi famosi mosaici, devi tradurre. Vale più un asino che ti porta che un cal che te Un cavallo che ti che ti tira, che ti streca, non è facile, che ti ribalta. ribalta. Vale più un asino che ti porta che un cavallo che ti ribalta. Quindi, quando devi svolgere magari un lavoro, un incarico impegnativo, Sì. tante volte È meglio qualcuno anche che sembra di non valore ma che ti aiuta, che piuttosto che uno che sembra molto bravo ma che in realtà ti ribalta. Paola, sono commosso Ecco. da tanta cultura, da tanta simpatia. In piazza Malatesta, con alle spalle la Rocca Malatestiana. Insomma, di testimonianze malatestiane ce ne sono parecchie. E in questo momento c'è invece una bella testimonianza per noi, che è nella persona di Carmine, Carmine. Senti, Carmine non è proprio un nome però riminese, insomma, romagnolo. è di Trento. Sì, avrei detto di Vipiteno. Di Napoli. Che fai qui, Carmine? Da quanto tempo stai? Lavoro Sì. in ospedale, sì. Tutto bene? Tutto bene, sì. Valpiotan nasen che te porto, che in cal che te Streca. Hai capito qualcosa? Detto? No, non tanto. Niente? E Dai, tanto. tanto. Asen, io, L'asino. asino, che ti porta? Cal, è un altro animale, un quadrupede, simile all'asino, cavallo, che ti rovescia. Quindi, alle volte è meglio affidarsi a L'asino che ti lascia in pace che un cavallo che ti porta, che ti aiuta, piuttosto che a un'altra persona magari che è bell'aspetto, che ti promette mari e monti, cose, ma poi ti frega. Bello, mi piace come proverbio, dai. Piace, in corsia lo userai con i colleghi, con i pazienti. Sì. C'ho giusto una collega bresciana che apprezzerebbe, dai. Va bene, grazie Carmine, gentilissimo. Allora chiudiamo qui con la Rocca Malatestiana alle spalle, qui a Rimini. Ciao, grazie.